asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. isku soo noqod wanaagsan. waxaan sameynaynaa barashada batanta biiga argumentaa 20aad qeybtiisa 5aad qeybta kuiska. sida ogtiin hore waxaan usoo sameynay dhammaan argumentaashka hoose ee kan 20aad laga soo bilaabo kan 1aad ilaa kan 19aad qaybooda faahfaahinta iyo qaybooda kuiska. waxaa ka daawan kartiin qaybtani youtube-ka playlistiga argumento kasta su-aalihiisoo dhammaystiran. sidoo kale meeshan waxaa ka daawan kartiin youtube-kan barashada luqadda af jarmalka, af ingilishka, af talyaaniga iyo wixii lamid ah. argumentaan waxaan uga hadlaynaa patente e punti sulla patente, ok? Che bogashawan. Con la patente di categoria A si possono condurre anche i tricicli di potenza superiore 15 kW, ma solo se il conducente ha almeno 21 anni di età, vero hai? Con la patente di categoria A laysanka si possono condurre waxaa lagu kaxayn karaa anche i tricicliyaasha di potenza awoodooda superiore ee kor u dhaafsan tahay 15 kW. ma laakiin uu yidhi solo keliya se il conducente haddii uu darawalku yidhi kaxeeyaha almeno 21 anni, ugu yaraan 21 sano jir yahay, vero. La sospensione della patente è disposta quando il conducente circola con patente sospesa. La sospensione della patente è disposta waa mid nagu dhacaya quando markuu yidhi il conducente darawalka circola uu isticmaalayo con la patente sospesa. laysanka jawaab la suspend gareeye sidee mar labaad loo suspend gareyna? La risposta è falso, ok? La patente di categoria B con codice armonizzato 96 può essere conseguito solo se si è già in possesso della patente A. La patente di categoria B, laysanka B con codice armonizzato o kulle faaqsan il codice armonizzato 96 può essere wuxuu ahaan karaa conseguito in la sameeyo solo keliya se è già in possesso della patente A. haddii A hayst keliya la sameyn karaa wili B, no? falsissimo waa B keligiisaa sameyn karta. La patente di categoria A2 abilita anche alla guida dei veicoli che si possono condurre con la patente A1 e AM. La risposta è vero è perché A2 ha sacco in AM e A1, quindi la risposta è vero è, ok? La sospensione della patente è disposta quando il conducente guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, vero è prima. La sospensione della patente laysanka suspensionka ama suspensionka macnaha ka joojinta è disposta waa mid nagu dhacaya quando markuu yidhi il conducente darawalka guida uu wadayo gaariga sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, asoo macnaha muqaadaraad isticmaalay haddii lagu qabto, vero. La patente di categoria B è abilita a condurre autotreni composto da una autoveicolo di massa massima autorizzata fino a 3,5 tonnellate kg, ok? Ed è un rimorchio massa fino a 3,5 tonnellate 7000 isku noqonaysaa. quindi laysanka BA wuxuu noo ogolaanayaa 7250 miya wax noocaas. marka la risposta vero, ok? È vietato utilizzare un veicolo sulla strada pubblica quando la carta di circolazione è intestata a persone diverse del conducente. È vietato waa mamnuuc yiri utilizzare in loo isticmaalo un autoveicolo gaari sulla strada wadooyinka pubblica oo bulshada magaalada. quando markuu yiri la carta di circolazione circolazionaha intestata uu ku qoran yahay yani gaarigaas qofka iskala carta di circolazione qof kale uu yahay, no? falso è sibo. La patente di categoria A1 abilita anche la guida dei veicoli che si possono condurre con la patente AM. La patente di categoria A1 laysanka A1 abilita wuxuu ogolaanaya anche la guida in lagu kaxayn karo dei veicoli gawaarida che si possono condurre gawaaridaas oo lagu wadi karo laysanka AM, yani gawaari lagu wadi karo AM A1 xataa waa lagu wadi karo A1, vero, ok? La revoca della patente è disposta quando il titolare perde permanentemente per sempre i requisiti richiesti. La revoca della patente laysanka kala laabashada ama ka joojinta bataatanba disposta waa mid ku dhacay uu yidhi quando markuu yidhi il titolare milkiilaha perde uu dhulumiyo permanentemente marka si joogta requisiti fisici, no? non c'entra niente fisici, secondo me è vero. La revisione della patente di guida può essere disposta qualora
sorgono dubbi che il conducente sia ancora in possesso dell'idoneità tecnica alla guida, no? Idoneità tecnica alla guida vero, è la revisione della patente può essere anche disposta min qabanaya qualora markuu yiri sorgono looga shakiyo dubbi che il conducente idraulic sia ancora in possesso dell'idoneità. Secondo me vero, idoneità qofka caafimaadkiisa haddii macnaha inuu kaxayn karo garaada camal hubaal aan laga dareemin qof isku dhex yaacsan oo kale ama something adi waxna. Se per 2 anni non commette infrazioni che comportano perdita di punti, il conducente che abbia di 20 punti rientra in possesso di 20 punti, no? Se per 2 anni la vostra non commette darsi un'infrazione che comporta perdita di punti, ok, il conducente che non abbia meno di che abbia idraulic يعني laba sano hadduusan samaynin wax qalad oo dhibaco ka jaraya haddii dhibacihiisa laysanka wax 20 uu ka hooseeyo 20kiisa usoo laabanaysa beer waa okay. Il titolare di patente di categoria A2 non può condurre motocicli di cilindrata superiore a 150 cm di potenza superiore a 25 kW. Perché A2 si possono condurre fino a 200 qualcosa meno. Un autoveicolo per poter circolare deve essere munito della carta di circolazione. Un autoveicolo gaariga per poter circolare haddii la rabo in wado loo isticmaalo deve avere waa inuu lahaada deve essere waa inuu lahaada munito mid leh ahaadaa mid leh carta di circolazione vero, ok? È vietato utilizzare un autoveicolo sulla strada pubblica quando il veicolo non è coperto dell'assicurazione per la responsabilità civile. Vero, perché haddii macnaha è vietata waa mamnuuc utilizzare in loo isticmaalo un autoveicolo gaari sulla strada pubblica wadooyinka bulshada quando markuu yiri il veicolo non è coperto uusan lahayn dell'assicurazione gaari aan assicurazione lahayn wadada lama saari karo della responsabilità vero, ok? La patente di categoria B1 abilita a condurre i motocicli con o senza corazzetta di cilindrata fino a 125 cm di potenza non superiore a 11 kW e con rapporto potenza-peso non superiore a 0,1 kW. Davvero? Falsa online association. Con la patente di categoria A2 si possono condurre i motocicli con sé carrozzetta di potenza fino a 25 kW, rapporto potenza-peso non superiore 0,2 kW purché non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il triplo della potenza massima. Mamma mia, triplo falso. Con la patente di categoria A1 si possono condurre le macchine operatrici non eccezionali. Laysanka waxaa lagu kaxin karaa gawaarida non eccezionalaha. B1 waxaa kaasaa umalaynaa none falso. La patente eccezionale, veicolo eccezionale. La patente di categoria B con codice armonizzato 96 abilita la guida di motocicli di potenza fino a 35 kW. Fino a 35 kW. Motocicli no? Non credo, falso. La sospensione della patente è disposta quando sorgono dubbi sulla persistenza dei requisiti prescritti. Persistenza cosa vuol dire? Falso è comunque perché non maxaa la yirahdaa ma sababa in sospensione lagu sameeyo. Falso. Guidare senza avere con sé il certificato di proprietà del veicolo di cui sia la guida comporta una perdita di punti sulla patente. Okay. Guidare marka aan kaxaynayno yiri con sé guidare yiri marka aan wadayno senza avere anagoon haysan il certificato di proprietà warqadda caddaynaysa inaan milkiilaha gaariga nahay del veicolo di cui sia la guida kadibna aan wadno gaariga comporta waxay dhalinaysaa una perdita di punti sulla patente. No, non c'entra niente perché taas ma dhalinayso perdita di punti kaliya
waa lagu weydiinayaa carta circolazione patente di guida assicurazione falso. Okay? La revoca della patente è disposta quando il titolare sottoposto ad esame di revisione non risulta più idoneo alla guida. Esatto. La revoca della patente che la lavashada laysanka ka cancelidaba è disposta waa mid nagu dhacay quando markuu yiri il titolare milkiilaha sottoposta uu ku dhaco ad esame imtixaanka di revisione dib u eegista non risulta più idoneo uusan ku guuleysan. Esatto, vero. La patente di categoria B abilita a condurre gli autocaravan di massa massima autorizzata non superiore 3,5 tonnellate. Esatto, la risposta vero è wax walbo 3,5 tonnellate aanan ka badnayn patente B waa lagu wada karaa. Okay? Guidare senza avere con sé la patente comporta una perdita di punti sulla patente. Guidare marka aan wadno yiri senza anagu avere aanan haysan la patente laysanka yani gaari wada waa taqana laakiin laysan maysid waa ka haysan haddii lagu qabto dhibca laga jira laysan ma beejtay maxaa dhibca laga jira falso. La patente di categoria A1 può essere conseguito da chi ha almeno di 16 anni di età. A1 waxaa qaadan kara yiri qofka da'diisa ugu yaraan 16 sano jir beero. La patente di categoria B è abilita a condurre complesso di veicoli composta da un autoveicolo di massa massima autorizzata fino a 3,5 tonnellate kg e da un rimorchio di massa fino a 3,5 kg anche se la massa del complesso veicolare è superiore a 4.250 grammi. B è sì, perché 7.000 è un'autolanno, so? Secondo me è vero. La revisione della patente di guida può essere disposta dall'ufficio motorizzazione civile e del prefetto. La revisione della patente di guida può essere waxaan karta disposta inay nagu sameeyaan dall'ufficio motorizzazione ama prefettura. Vero? La sospensione della patente può essere disposta nei confronti di chi abbia falsificato, ha controfatto i documenti relativi all'assicurazione del veicolo. Esatto. La sospensione se laysanka in laga joojiyo della patente può essere waa mid nagu dhici kara oo yiri nei confronti marka aan la kulano ki abbia falsificato marka aan ka sameyno wax fake ah documentiyada waxyaabo noocaas beero. Con la patente di categoria A si possono condurre tutti i motocicli con sé carrozzetta. Con la patente di categoria A laysanka A si possono condurre waxaa lagu kaxayn karaa tutti i motocicli dhammaan motorcycle-ka. Okay? Senza hadday lahaani con hadday leeyihiin carrozzetta vero con la patente di categoria A si possono condurre i motocicli con sé carrozzetta di qualsiasi cilindrata purché abbiano una potenza inferiore a 35 kW per i primi 2 anni del conseguimento. No, falso esatto. La patente AM può essere rilasciata senza dover sostenere gli esami di teorica e pratica purché il richiedente sia maggiorenne. يعني laysanka AM waa la sameyn karaa adoon waxaa la yidhahda practical theory aan sameyno falso. saacad qiimaha qaaya badan casharkeena saas ayaan ku dhameynay waa argumentaha 20aad qaybtiisa maxaa la yidhahdaa 5aad insha Allah waxaan noo balanaa casharka xiga hadda waxaan fiirinaynaa natiijada. Okay, maasha Allah saacad qiimaha qaaya badan sidana muuqato ba casharkeena saas ayaan ku dhameynay 30 su'aalood waxna maana qaldin waa argumentaha 20aad qaybtiisa 5aad insha Allah billahi kariim waxaan noo balanaa casharada xiga guuleysta. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.